sospiri, capisci? C'è il calo demografico nel nostro paese e sapete che è un problema il calo demografico e quest'uomo contribuisce con le sue canzoni invece alla ripopolazione del pianeta, alla ripopolazione, sono due che ripopolano il pianeta, lui e Albano. Siete in due, siete. Io posso dire che stasera ho vissuto delle emozioni, ancora lo spettacolo, cioè già la mia emozione che ho provato prima dello spettacolo, io posso dire una cosa? Sì. Io ho avuto l'onore e il piacere, lo devo dire, lo posso dire, di fare la pipì nel suo bagno. No, se la vogliamo dire tutta. L'ho fatta. Se la vogliamo dire proprio tutta. L'ho fatta. No, Allora, ho fatto la pipì. hai fatto la pipì. Sarebbe Però bello. siccome lui prima ha detto voglio farla adesso, la pipì prima che poi dopo mi sembra brutto. Mi ha detto tua moglie. Perché altrimenti. Ho 62 anni, quindi sai, siamo deboli di prostata, quindi Però cosa è successo? è un attimo, sembriamo dei golden retriever ogni 2 minuti. Lui è andato in bagno ma non doveva fare la pipì, allora ho detto aspetta, ma ci penso io, mi sono messo in bagno a fare. Non digli mi mai giuro, che siamo se stati messo lì alle... mi ha fatto, mentre io ero lì che non mi usciva, e lui ha fatto non digli mai, devi uscire. C'è stato. È stato un attimo. Ma perché? Ma perché? È l'emozione, il brivido. Allora, mentre eravamo lì, abbiamo detto una cosa, noi abbiamo un altro amico in comune che è quell'altro, L'altro. quello di Giuri, Stai nella città di Fiume, abbiamo pensato questa lì. cosa qua, guarda che io ci ho pensato sul serio. Ci andiamo? Vorremmo andare a Sanremo io e lui in gara, Esatto. ma no! Vorremmo essere in tre, dobbiamo essere in tre, io, lui e suo figlio, e il gruppo. Cioè, noi i classici, suo figlio che rapper, e abbiamo già il nome del gruppo, due piccioni e una fava. Chissà se ci prende. Non lo so. Allora io devo farti, cioè, lo sai cosa mi ha colpito? La cosa che mi ha colpito? Loro. Sì, mi avete colpito voi. Cioè mi ha colpito il vostro amore che avete per questo grande artista, cioè che al di là traspare, proprio esce, tu lo senti, quando sei lì c'è st'amore, scusi chi è l'amore? Che ti passa? Per arrivare qui, da Se lì, te la devo proprio dire tutta, loro sono la parte migliore di me. Questa me la segno, questa me la segno. Questa me la segno, il prossimo spettacolo mio dirò voi siete la parte migliore. La dirò, citazione Gigi Lo sanno D'Alessio. solo loro. Citazione Gigi D'Alessio. Io voglio salutare gli amici, io mi metto sempre nei panni di quelli che stanno là, non so perché, no? Eccolo là. Tanto avete notato ragazzi? Ecco, anche quelli che stanno là, questo è l'auditorium della musica di Renzo Piano, è bellissimo, cioè non sappiate, avete guardato i cellulari, qui se succede qualcosa moriremo qua. Pure che chiamata aiuti conviene, non ci sentirà nessuno. Tra l'altro insonorizzatissimo, che qui è uno dei posti più insonorizzati d'Italia, tutto noi stiamo morendo, non nessuno ci deve salvare. Moriremo qui urlando con Gigi, perlomeno moriremo con Gigi D'Alessio. Aspetta, vogliamo rivivere? No, l'ultima cosa, devo dire un'ultima cosa, un'altra cosa che veramente che mi ha colpito sono loro perché veramente ragazzi, cioè, qui c'è il gota della musica italiana, vi posso assicurare che sentire questi suoni, sentire cioè, il suono che arriva, veramente è una cosa pazzesca. Tu pensa che per a me con un solo pianoforte ho dovuto prendere 3 tastieristi. Ma come mai c'è? È perché per avere il suono bello. Io suono. Quindi tu pensa. Io voglio cantare in napoletano. E mo te faccio cantare napoletano. Voglio cantare. Mo te faccio cantare. Dai, ti giuro napoletano. Io ti cantavo con un napoletano. Mi farà un cazzo, la capità. Una volta Gigi è l'uomo più generoso del mondo, nel mondo dello spettacolo, lo sai, tutto il mondo dello spettacolo. Sempre lui, guarda, paga sempre lui, questo è vero. E una volta Cioè solo voi mi pagate a me. no. Poi il resto pago sempre io. In effetti pagate voi. Si provavano in Parigi. Quando siamo andati a Piazza Plebiscito quest'estate abbiamo fatto spettacolo, a un certo punto io ero lì, c'è Susanna mia moglie qua con me, ovunque io e mia moglie andassimo, in qualsiasi posto, qualsiasi ristorante, qualsiasi negozio, qualsiasi cosa, vorremmo prendere questo, quant'è? Mi spiace. Gigi D'Alessio.
fatto tutta l'azione, fa La se viene Fiorello a campo, se Fiorello viene a campo, ma che io mi dicevo, pure la ho tangenziale, fatto pure delle analisi, ero lì, dicevo, vado io. Ho pagato pure la tangenziale. pure la tangenziale. E una volta Gigi, una frase famosa di Gigi, questa me l'ha raccontata Albertino di Radio DJ, il nostro amico, è venuto a Napoli e Albertino a un certo punto, dopo la cena, ha fatto solo il gesto di prendere il portafoglio, lui l'ha fermato, Albertino. L'ha guardata e gli ha detto questa frase, Albertino, fino a che tu vedi il mare non puoi pagare. Signori, consentitemi di dire un grande artista, Gigi D'Alessio.